Ed ora guardate queste immagini, sono state girate ieri dalla nostra redazione a Portogruaro, dove il parcheggio posto di fronte all'ospedale è diventato la casa di parcheggiatori abusivi. Sono loro che regolano il traffico e in pratica comandano. Accade ogni giorno senza che nessuno faccia nulla. Lo diciamo da tempo che il degrado sta giorno dopo giorno rendendo avvilente la zona dell'ospedale portogruarese. Come vedete, i parcheggiatori abusivi e magari clandestini dirigono e regolano il traffico come un vigile urbano senza averne i titoli. Poi però ti chiedono i soldi con insistenza e se non glieli dai chissà cosa può accadere alla tua macchina. Gli automobilisti accettano passivamente poiché questa è la regola. Occorre fare al più presto pulizia prima che il piazzale dell'ospedale a Portogruaro diventi una bidonville come ce ne sono in Congo. Intanto proseguiamo con il giornale parlando con il nostro ospite, ovvero Matteo Bortolussi, consigliere comunale di minoranza a Gruaro. Innanzitutto la questione appunto dei parcheggiatori abusivi all'ospedale di Portogruaro. Se non sbaglio proprio lei aveva fatto alcune segnalazioni nei mesi scorsi. Io circa 6 mesi fa avevo assistito a un episodio appunto al parcheggio nel quale una signora anziana veniva strattonata da questi parcheggiatori perché gli chiedevano appunto i soldi. E a seguito di quello ero andato dai carabinieri e avevo fatto una denuncia. Successivamente sono stato chiamato anche in caserma di nuovo dai carabinieri che mi chiedevano di testimoniare il fatto e insieme a me erano stati fermati anche questi 9 parcheggiatori. Pensavo che qualcosa si fosse mosso, in realtà invece abbiamo visto dalle immagini appunto. Mi chiedo come mai non sia stato fatto niente, insomma. Sicuramente dopo aver visto queste immagini le forze dell'ordine potranno intervenire. Certo.